Seneca, è andata, speriamo bene, diciamo che non era particolarmente ostica la versione, però siamo fiduciosi. A me personalmente preoccupa la terza prova perché è la prova più difficile in quanto abbiamo più materie su cui doverci concentrare, per cui il passaggio da una materia all'altra è comunque sia un po' più impegnativo. Questo weekend come lo passerai? Studiando o anche magari un po' di mare? Purtroppo studiando, però magari tra un po' di studio così riuscirò a fare una pausetta al mare, magari anche sul terrazzo. Bisogna staccare comunque ogni tanto. Rispetto a quelle che abbiamo fatto durante l'anno, abbastanza semplice. E forse sul lessico era abbastanza difficile, però per quanto riguarda la costruzione grammaticale era tranquilla, diciamo. E com'è il clima mentre si fa l'esame? Ma mi aspettavo un clima più ansiogeno. I miei compagni, dato che abbiamo fatto la versione solamente con la mia classe era abbastanza tranquilla. Oggi ho affrontato la prova di economia aziendale, la seconda prova, mi dico soddisfatto, era abbastanza semplice, in linea con quello che ci aspettavamo, con le simulazioni, anche guardando i temi degli anni passati. Abbiamo trovato un testo abbastanza semplice. Dunque, nella parte obbligatoria dovevamo fare un budget degli investimenti di un'azienda e un conto economico e uno stato patrimoniale, sempre della stessa azienda, tenendo conto dei vincoli e di attività svolte durante l'anno dell'azienda. Qual è la prova che ti preoccupa di più? Adesso forse il colloquio orale più della terza prova, perché comunque mettersi in relazione con i professori, un modo un po' diverso di interrogare, forse è quella. Che cosa consisteva la vostra prova di matematica? In due problemi, uno sulla realtà, uno di geometria, no, non è vero, era un grafico e 10 quesiti a scelta, ne dovevi scegliere 5. Com'è andata? Penso bene, credo. Ho fatto 5 quesiti e mezzo problema, quindi insomma. Ti aspettavi diverso? No, mi aspettavo anzi più difficile, quindi è andata bene. Io non sono molto brava, quindi mi è sembrata abbastanza difficile. Però alla fine ho fatto 5 quesiti e un pezzo del problema e non lo so, dovrebbe essere venuta abbastanza bene, poi non so. Che problema hai fatto? Il primo, quello sulla bicicletta con le ruote quadrate, quello lì. E invece la terza prova che materie hai? La terza prova ho filosofia, scienze, fisica e inglese. Preoccupata? Un po', però neanche troppo alla fine, perché la cosa più difficile era comunque matematica. Questa mattina abbiamo affrontato la seconda prova, diritto, e il tema era, diciamo, il lavoro, soprattutto incentrato sulla disoccupazione e il fatto delle tecnologie come influiscono su questo. Com'è andata? Tutto a posto. Era un tema molto soggettivo, quindi ognuno poteva dire la sua. Ho fatto il tema, quello storico-sociale, e spero sia andata bene. Era un po' più difficile come mi aspettavo, però alla fine l'ho fatta e sono insomma riuscita. Adesso speriamo bene alla terza prova, che tanto è quella più temuta, e poi aspettiamo l'orale. Eri agitata? Ma nemmeno tantissimo, però mi aspettavo temi più semplici, invece erano un pochino complessi, anche il testo era un po' complesso, bisognava tradurre parecchio.